2016 è una data storica per Venezia, ricorrono infatti i 500 anni del ghetto, il più antico del mondo, un luogo ancora oggi ricco di fascino. E la vicenda degli ebrei veneziani è raccontata in 1516, il primo ghetto, il libro del giornalista padovano Francesco Iori, presentato proprio dall'autore in un incontro letterario organizzato da Hauser e SPCGL. Al centro dell'attenzione il rapporto tra Venezia e gli ebrei, storicamente presenti nel capoluogo veneto e portatori del loro bagaglio di storie ed esperienze di vita. Mentre ghetto è una parola che ha assunto una connotazione negativa di chiusura e di segregazione, questo che è stato il primo ghetto della storia è esattamente il contrario, è un esempio di grande apertura. Cioè, in un'epoca storica in cui tutte le grandi potenze espellono gli ebrei, Venezia invece li accoglie, sia pure assegnando loro un quartiere. Ma da questa scelta nasce una contaminazione reciproca assolutamente straordinaria. Appuntamento letterario quello con Francesco Iori collegato all'apertura dell'anno accademico di Hauser, che da sempre punta l'attenzione su temi legati al territorio e su iniziative culturali di spessore. Abbiamo voluto collegare appunto questo appuntamento letterario sia all'apertura dell'anno accademico dell'Hauser, ma anche all'interno del nostro percorso congressuale. Perché? Perché stiamo affrontando argomenti molto importanti sul volontariato come la riforma del terzo settore e sulla promozione sociale, e perché al nostro interno ci sono attività culturali importantissime come gli anni accademici delle nostre circa 20 università popolari e circa 200 circoli culturali che annualmente fanno appunto questi approfondimenti di natura culturale, storica e di approfondimento su tanti temi del nostro Veneto ma anche dell'Italia e del mondo. Collocato tra gli appuntamenti storici dello SPCGL, l'incontro letterario con Francesco Iori ha rappresentato anche la giusta occasione per riflettere su temi di grande attualità e sui rapporti, spesso difficoltosi e conflittuali, fatti di disuguaglianze e divisioni, che oggi intercorrono tra i popoli e tra i governi. In epoca di muri, di questa edilizia che separa, a Venezia avevano separato una minoranza, adesso in Europa separano le maggioranze. I muri non vanno bene e quindi questo libro, oltre a una storia, oltre a un racconto bellissimo, oltre alla ricchezza di questa compenetrazione intellettuale e culturale che ci fu a Venezia, è proprio un segnale moderno che i muri non servono, né quelli fisici, né quelli mentali, né quelli sentimentali, e che Venezia ha un altro destino che non può essere quello di standardizzarsi in questo turismo che vediamo ogni giorno.